Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio: sono state depositate le motivazioni sull'assoluzione di Raffaele Lombardo nel processo che lo vedeva imputato per concorso esterno in associazione mafiosa. Per i giudici della Cassazione non ci sono prove del suo patto con la mafia. La Procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione del caso di Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto un anno fa a Sharm el Sheikh. Il piccolo, di origine palermitana, era in vacanza con i suoi genitori in un resort di lusso. La polizia postale fa chiarezza sulla diffusione del video della ragazza violentata a Palermo. Il filmato, girato da Angelo Flores, uno dei 7 indagati, secondo gli inquirenti non sarebbe finito in rete. Pomeriggio complesso per alcuni aeroporti siciliani che nelle ultime ore hanno risentito di alcuni problemi tecnici relativi a un guasto del sistema di controllo aereo dell'Italia centro-meridionale. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani tempo instabile in Sicilia, con nubi sparse su tutto il territorio regionale e con piogge isolate, schiarite in serata, temperature in lieve calo. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buona serata.